Un certo Maharishi Yogi, meglio noto come il guru dei Beatles, a partire dal 1955 inizia a divulgare un nuovo tipo di pratica, chiamata MT, meditazione trascendentale. Questa tecnica, a suo dire, si poteva raggiungere l'essenza di se stessi ed esprimere al massimo il potenziale interiore. Il maestro, dottore in fisica all'Università di Allahabad, divulgava la sua idea di effetto Maharishi. Spiegava cioè che lo spazio vuoto non è mai stato vuoto e che la materia, anche detta massa, era costituita di energia. Ribadiva che attraverso l'MT, cioè la meditazione trascendentale, tutti noi abbiamo accesso all'alterazione degli stati emozionali e quindi all'alterazione degli stati di coscienza. Attraverso la manipolazione delle emozioni e degli stati di coscienza possiamo cambiare non solo noi stessi, ma anche il mondo. Visto l'incredibile successo dell'MT a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 80, alcuni specialisti decisero di voler provare attraverso sperimentazione il reale potenziale di questa pratica. Il maestro insisteva nell'affermare che per cambiare un determinato problema sociale era necessario estrapolare l'1% di elementi da un gruppo ben definito. Cioè l'1% degli elementi di questo gruppo avrebbe dovuto meditare a favore di tutto il gruppo. La pratica avrebbe convertito tutto il gruppo in aggregazione pacifica e serena. Incuriositi da queste teorie, Candace Bolens e Gardens Landreth, rispettivamente ricercatore e psicologo, entrambi americani, decisero di organizzare un esperimento che potesse provare o smentire le affermazioni del maestro. Presero un campione di 22 città, rispettivamente tra i 25.000 e i 50.000 abitanti. La caratteristica che avevano in comune queste città era l'elevato tasso di criminalità che avevano registrato. Divisero poi le 22 città in due gruppi da 11 città. Nelle prime 11 avrebbero insegnato all'1% della popolazione a trascendere, mentre le altre 11 sarebbero servite esclusivamente come città di controllo, cioè 11 città dove non si trascendeva e i quali dati servivano come metro di paragone per le 11 città dove si trascendeva. Dal gruppo di 11 città dove si trascendeva estrapolarono l'1% degli elementi per insegnargli la MT. Quindi nel caso di una densità di 25.000 persone estrapolarono 250 persone alle quali insegnarono a trascendere. Infine chiesero a questo 1% di esercitare periodicamente la MT e di sentire dentro se stessi la trasmutazione di queste città in luoghi di pace e serenità. Come prova ufficiale utilizzarono i dati pubblicati dall'FBI annualmente, nei quali si poteva riscontrare il tasso di criminalità diviso per città. I risultati furono i seguenti. Le città nelle quali veniva praticata l'MT, il tasso di criminalità si ridusse fino al meno 8,2%. Per contro, le 11 città di controllo ebbero un aumento del tasso di criminalità del più 8,3%. Se pensate che questo risultato sia stupefacente, vi ritroverete spiazzati nel seguito della storia. Un certo dottor Nader, medico libanese, laureato all'Università di Harvard, si specializzò nel post-laurea nella MT, meditazione trascendentale, e decise di collaborare ad un esperimento con il maestro Maharishi. L'audace esperimento presupponeva di tornare nel Libano, paese natale del dottor Nader, per far cessare la guerra attraverso la pratica. Nonostante le difficoltà determinate dal fatto che era molto rischioso insegnare una pratica del genere in un'area dove si svolgeva la guerra, il dottor Nader fu determinato a provare l'efficacia della meditazione. Tornò a Baskinta, nome originale del villaggio libanese, e iniziò ad organizzare dei gruppi di insegnamenti per trasmettere la pratica. La fortuna fu che Baskinta contava un numero di abitanti complessivo di circa 10.000 persone, perciò l'1% risultava essere realmente un numero minimo. Bastavano 100 persone che praticassero la MT per verificare gli effetti benefici. Il fattore a vantaggio
era che Baschinta confinava con altri 4 villaggi, tutti impegnati in conflitti a fuoco. Questo dava la possibilità all'esperimento di poter mettere un villaggio che praticava l'MT con altri 4 che non praticavano l'MT. Per farla breve, nel giugno 1982 fu raggiunto il numero ideale e l'esperimento poté avere inizio. Sono prese in considerazione 3 variabili ufficiali. 1. Il numero di bombe in arrivo. 2. Il numero di vittime nel conflitto a fuoco. 3. L'importo complessivo dei danni materiali. A distanza di 2 anni i conflitti a Baschinta cessarono completamente. Si arrivò a contare 0 bombe, 0 feriti e 0 danni materiali. Per contro però i villaggi limitrofi aumentarono i loro danni di gran lunga. Il numero di attacchi, di feriti e di danni materiali moltiplicò esponenzialmente. A Baschinta venne costituita una nuova squadra di calcio. In più venne inaugurato un nuovo campo da tennis e un nuovo campo da rugby. In più vennero costruite nuove linee telefoniche e nuove strade. Questo ennesimo risultato sperimentale dimostrava la forza intrinseca dell'essere umano di poter cambiare gli eventi attraverso l'utilizzo delle emozioni e della trascendenza. Certo, voi potreste dire che cosa c'entra questo con i trattamenti che offre Marco? C'entra questo con la relazione tra disturbo fisico e conflitto psicologico. La verità è che l'essere umano è un grande creatore. La sua forza creatrice si manifesta attraverso le emozioni e la suggestione. Per esprimere al massimo il suo potenziale, deve liberarsi di principi distorti e di conflitti emozionali. Sono proprio questi che gli impediscono di esprimere il suo massimo potenziale. Sentire interiormente che non si è all'altezza o di eventi o di persone è traducibile come un'onda che viene trasmessa nell'etere o nel campo. L'etere o il campo legge l'informazione e risponde inviando eventi o persone assonanti alla frequenza trasmessa. Le nostre lamentele, i nostri malesseri, i nostri disturbi fisici hanno la stessa forza delle onde di benessere e di pace. Solo che l'effetto fisico di risposta, invece di essere costruttivo di pace, è distruttivo di guerra. In buona sostanza, una lamentela cronica chiamerà e riceverà eventi e dispiaceri cronici. Se sentiamo gelosia nei nostri rapporti amorosi, i potenziali partner che andremo a incontrare, non per caso, andranno a stimolare gelosia repressa. Questi incontri non saranno solamente attratti da noi, ma saranno anche per noi. Con la forza emozionale attraiamo eventi e persone, ma è solo con la presa di coscienza e con la forza di volontà che sciogliamo i nostri malesseri interiori. La vita è un sistema creato ad hoc per farci scoprire chi siamo, cioè grandi creatori. È un sistema che vuole stimolarci alla liberazione dei conflitti interiori e all'accumulo di informazione. Solo quando ci saremo liberati dei conflitti interiori e delle false credenze che potremo amare liberamente. Amare significa dare. Però, mentre l'amore animale è relazionato agli abbracci e ai baci, l'amore umano è relazionato alla trasposizione di informazione, cosiddetta luce. Quindi l'amore è una trasposizione di informazione che avvantaggia nel prossimo un'espansione di coscienza. Ogni giorno il campo, con eventi oggettivi, dà la possibilità a tutti di comprendere. Ogni giorno il tutto converte le persone da incoscienti a coscienti grazie ai ciclici eventi di sofferenza. I maestri in generale possono fare ben poco, perché non c'è amore che possano dare che il campo non abbia già dato. All you need is love.